Stasera che domani è l'amicizia, oggi lo facciamo qua, dopo lo facciamo a casa. Mick Walkinger. È una brutta persona. Può prendere una? Che abbiamo invitato gente qui per esempio in Svizzera. Beh, sta per prendere inizio questo secondo compleanno del gruppo Facebook su Nissioeti, che appunto da 2 anni si occupa di valorizzare questa risorsa tutta veneziana, di toponomastica legata alla storia, legata alle leggende, legata alle storie. Quindi quest'oggi faremo un percorso in questa zona particolare di Venezia che è Cannareggio. Partiamo da qui siamo in Campo San Geremia, finiremo in Campo dei Mori e lo faremo attraverso le storie che ci rimanda la toponomastica. Quindi racconteremo storie, racconteremo vicende, racconteremo di fatti e di persone, e in questo modo staremo assieme e contribuiremo anche così in qualche modo a una sempre maggiore conoscenza e soprattutto a una sempre maggiore salvaguardia di questo patrimonio. Benvenuti, siamo tanti e siamo credo molto soddisfatti, molto felici. Quest'oggi, come molti di voi già sanno, festeggiamo il secondo anno di attività di un gruppo che è nato appunto 2 anni fa su Facebook, il passato e il presente dei Nissioeti, che nacque con l'intento in qualche modo di essere spina nel fianco, ma assolutamente positiva e propositiva, dell'amministrazione, con l'idea di restaurare il nostro patrimonio materiale, che è quello costituito appunto dai segnali toponomastici della città, che però rimandano sempre a qualcosa di immateriale, che fa parte anche questo del nostro patrimonio, che sono un patrimonio non solo di storia con la S maiuscola, ma di storie, di vicende, di avvenimenti, di curiosità legate appunto alla lunga storia della Serenissima. L'anno scorso abbiamo vissuto questa stessa esperienza nella zona di San Marco, tra Campo Manin e l'Accademia. Quest'anno la replichiamo qui, a partire da Campo San Geremia, e arriveremo fino a Campo dei Mori, dove poi ci sarà una bicchierata, insomma, le persone che hanno organizzato anche quest'anno questa iniziativa, insomma, si sono date la briga di mettere in piedi. Dove ci troviamo è la prima zona di insediamento forzato degli ebrei a Venezia. Non è che gli ebrei prima non ci fossero in città, noi non sappiamo bene, non abbiamo evidenze storiche del dove abitassero, qualche teoria però non suffragata nei fatti dice che forse erano sull'isola della Giudecca, che quindi isola che avrebbe questo nome proprio per la folta significativa presenza di giudei, ma non è comprovato. Di sicuro dal 1516 vengono presi e messi qui dentro. Ora è un luogo di segregazione, nel senso che dal tramonto all'alba gli ebrei non potevano uscire, i cancelli venivano chiusi, questa era ed è un'insula, no? Quindi è circumnavigabile, e gli ebrei venivano guardati a vista da delle barche, no, di guardiani armati che non permettevano a nessuno di uscire. Gli ebrei potevano fare i medici, e i medici, che erano chiaramente il numero minore dei presenti qui all'interno, erano gli unici che potevano uscire nel corso della notte. La maggior parte di loro o svolgeva lavori molto umili o prestava denaro. State attenti,
intanto a cifre e tassi stabiliti dalla Serenissima, non potevano fare quello che volevano, in qualsiasi momento poteva essere loro tolto, e soprattutto prestavano denaro per l'ipocrisia dei cristiani, perché secondo la Bibbia, il Vangelo, insomma, il cristiano non poteva in qualche modo sporcarsi le mani prestando denaro a usura, e quindi lo facevano fare agli ebrei. Gli ebrei non potevano avere proprietà e quindi vengono messi a pigione, pagano l'affitto delle case che sono di proprietà dei veneziani, che sono in quest'isola, nell'isola del ghetto. Loro non possono edificare, perché voi mi direte vabbè, sono tanti e quindi hanno bisogno, come vediamo, no, di salire su. Voi altri mi dite, ma scusa che c'è tanto spazio qua, perché ne va a costruire io case nuove? Perché era loro proibito, potevano solo modificare le case in cui erano stati messi ad abitare, ed ecco che come dire, sollevano i solai, i tetti anzi, fino a raggiungere anche l'8° piano, abbassano i solai per poter sfruttare, no, maggiormente lo spazio. Spesso vi è una sola scala che serve 2 palazzi per guadagnare ancora spazio all'interno delle abitazioni. Malgrado ciò, non pensiate che questo trattamento che era loro riservato fosse particolarmente brutale. Tutto ciò avviene perché Venezia fa una scelta contraria al resto d'Europa, che espelle gli ebrei, come è avvenuto in Spagna, o li converte a forza, li fa diventare marrani cosiddetti, ma invece decide di accoglierli. Le interessa accoglierli, no? Non è che fa beneficenza, però comunque compie un atto diciamo rivoluzionario. Però queste persone diventano moltissime, hanno bisogno, cioè la Serenissima ha bisogno di controllarle, ed ecco che le mette qui. Il ghetto Novo è il primo luogo di insediamento degli ebrei. Una 60ina d'anni dopo, questi sono talmente tanti che viene assegnato loro il ghetto Vecchio. E già che c'è qualcosa che ma scusa, se il ghetto nuovo si è più vecchio e il ghetto vecchio si è più nuovo, cosa ti devo contarmi? Vi sto raccontando l'origine del nome. Ghetto è una parola che oggi è utilizzata in quasi tutte le lingue del mondo ed è sinonimo appunto di chiusura, di segregazione, di emarginazione, ma la sua origine è assolutamente innocente e deriva esattamente dal luogo in cui ci troviamo. Questo fino alla fine del 1300 questa era la zona in cui c'erano le fonderie della Serenissima che costruivano i cannoni per le navi della Serenissima e che sul finire del 1300 vengono trasferite all'interno dell'arsenale. Per tutti, e sulle mappe dell'epoca noi lo rileviamo, questa era la zona del getto, ovvero dove si facevano le gettate del metallo fuso per costruire i cannoni. Qui c'erano le fabbriche nuove e quindi questo era il getto nuovo. Nel lato che abbiamo attraversato c'erano le prime fabbriche, quelle più vecchie, e quello era dunque il getto vecchio. Siamo in una delle zone indiscutibilmente più belle di Venezia, no? Una cannareggio profonda, sconosciuta ai più per fortuna. Voi siete transitati, io ci sono passato davanti a Campo dei Mori, che prende il nome da... su tutti i libri c'è scritto 3 statue, in realtà le statue sono 4 perché ce n'è una, no? anche qua vicino, ma diciamo che sono 3 le statue che si affacciano sul campo. Per molti anni si è creduto
che in questa zona ci fosse uno dei tanti fondaci della città. Noi abbiamo sempre parlato di segregazione oggi, no? Quindi degli ebrei, delle prostitute. Per la verità Venezia, questo era un modello che era largamente utilizzato in città, per cui, e che è quello del fondaco. Fondaco è una parola veneziana che deriva dall'arabo, che si magazine, funduk, no? Ed erano i luoghi dove i mercanti della stessa nazionalità venivano aggregati per motivi, come dire, di sicurezza e di mutuo soccorso e anche chiaramente di maggior controllo. I due fondaci maggiori li conosciamo, sono il fondaco dei tedeschi e il fondaco dei turchi, ma c'erano anche altri fondaci in città. C'era per esempio il fondaco dei persiani e il fondaco degli arabi, a riprova che i veneziani non ne facevano una questione religiosa e non chiudevano tutti i musulmani in un posto, ma differenziavano attraverso le nazionalità.